Euroregione News. La gioia di un sorriso, amiche per i bambini di ogni età. Si sono conosciute in palestra dove ballavano la Zumba, hanno messo su un gruppo per far sorridere chi ne ha più bisogno. La gioia di un sorriso è nata una decina d'anni fa, principalmente per realizzare desideri umani di ragazzini colpiti da gravi malattie. Grazie a loro molti sogni sono diventati realtà, con la complicità di cantanti, atleti, le frecce tricolori e anche l'Arma dei Carabinieri. Nella casa di riposo Daniele Moro di Codroipo, questo gruppo di 11 amiche con realtà lavorative e personali diverse l'una dall'altra, non solo si sono messe a ballare per portare la gioia di un sorriso agli anziani ospiti, ma hanno anche consegnato una sedia a rotelle che un benefattore ha voluto donare. All'ASP Daniele Moro di Codroipo, con il sindaco Fabio Marchetti, il presidente Cristian Molaro, per ringraziare le ragazze della gioia di un sorriso. È un'emozione perché è il primo evento pubblico a cui partecipo in qualità di nuovo presidente dell'ASP. È un onore presiedere questa importante istituzione ed è altresì un onere. Oggi siamo qua per un gesto di beneficenza molto apprezzato, la donazione di una carrozzina a favore dei disabili, e ci viene recapitato per il tramite dell'associazione La Gioia di un Sorriso, che approfitto di ringraziare, oltre che personalmente come ho già fatto, anche davanti alla telecamera. È un incarico che da un lato mi riempie di orgoglio e dall'altro mi riempie anche di responsabilità, ma vado ad affrontarlo in tranquillità perché so di avere alle spalle un CDA, un gruppo dirigenziale preparato e unito, il che mi trasmette molta più serenità e fiducia nel futuro. Ci aspettano davanti delle sfide importanti, l'ente va consolidato e va valorizzata tutta quell'attività che sta dietro le quinte, che non si vede ma che è veramente importante, e quindi ci aspetteranno mesi intensi, ma anche la voglia e la grinta non ci mancherà. Tutto il personale, tutti gli operatori, il gruppo dirigenziale, tutti gli operatori che svolgono più che una professione, secondo me è una vera e propria missione, perché comunque quando si ha a che fare con persone che hanno sofferenze, che patiscono disagi, non è una professione ma è una vera e propria missione. Approfittando delle prossime festività natalizie ringrazierò a uno tutti questi operatori, ma voglio farlo anche in questa sede perché veramente, come ho detto prima, come lo chiamo io, dietro le quinte è più importante delle attività dirigenziali che facciamo noi, e quindi è giusto che tutte queste persone vengano premiate, vengano ringraziate, perché non è mai abbastanza. Oggi ringraziamo, unitamente alla presidenza dell'ASP Daniele Moro, l'associazione La Gioia di un Sorriso, che già da 2 anni fa visita a questa eccellenza del territorio, come avete ricordato prima, in maniera silenziosa, ma non solo donando quello che è un bene materiale, nella fattispecie una carrozzina, ma anche donando soprattutto gioia e felicità con un momento che loro dedicano ogni fine settimana a istituzioni importanti del territorio della nostra regione che si occupano delle persone meno fortunate. Approfitto per ringraziare il presidente Molaro, perché già dalle prime settimane e dai primi giorni del suo insediamento ha iniziato a lavorare. Stamattina, arrivando qui davanti all'azienda, ho visto una nuova luce, non solo quella solare ma quella del taglio dei vecchi pini marini che avevano di fatto dilaniato tutta la parte antistante la struttura dell'AS Daniele Moro, così come oggi Codroipo, e approfitto di questa intervista, è un grande cantiere. Ieri pomeriggio fino a ieri sera ho fatto il giro cantieri, come si suol fare, mi sono stupito da solo di come in un mese invernale come questo, con temperature invernali e rigide, vi siano moltissimi cantieri aperti a Codroipo, sia pubblici, e sono molti, che privati. Iniziamo dalla ciclabile che va a Biauzzo e collega il capoluogo di Codroipo, col secondo lotto che andrà a terminare questa grande opera di 1.600.000 euro.
Proseguiamo con via Pevaris, l'area retrostante la biblioteca civica, con una riqualificazione anche qui del valore di circa 300.000 euro che tutti possono vedere con un cantiere aperto, continuando con le asfaltature di diverse strade e zone del territorio, concludendo con la riqualificazione delle esedre di Villa Manin. Ospiteranno una grande mostra dedicata al presepe. Siamo nel prenatalizio e quindi oggi abbiamo questo preludio del Natale, no, caro Presidente, con questo bel dono, ma già anticipiamo che il 21 l'amministrazione comunale, il 22 l'ASP Daniele Moro faranno i tradizionali auguri di Buon Natale non solo agli ospiti, non solo ai cittadini, ma soprattutto a chi lavora e lavora con scienza e coscienza per due importanti istituzioni del territorio, ASP Daniele Moro, Città di Codroipo. Grazie ancora Presidente, a lei e al Consiglio di amministrazione per tutto quello che avete fatto e soprattutto che farete. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.